C'è chi arriva qui e mi stupisco a volte perché non sa neanche che tatuaggio vuole, ti dice scegli tu. No, è una cosa tua, personale. C'è chi invece arriva deciso con i suoi disegni. Solitamente le donne, a differenza degli uomini, sono più convinte e decise quando vengono a scegliere. L'uomo magari viene qua, vede una cosa, poi gli piace un'altra, oppure modifica, invece le donne arrivano magari spesse volte anche già col disegno che gli interessa. Bisogna avere un po' di... vedere chi si ha di fronte e poterlo cercare di aiutare. C'è gente che si cura e sa già quello che vuole, come lo vuole. E c'è gente che non sa neanche lei perché vuole fare un tatuaggio, vuole farlo perché l'ha fatto il suo amico, l'amica. Non ha senso, si consiglia di pensarsi, cioè noi non è che consigliamo mai un disegno, ci pensi quando sei deciso, hai un soggetto ben preciso, torni, cioè non si può tatuare una persona tanto per, non ha senso d'essere. Tante volte mi dispiace perché fondamentalmente viene preso solo la parte superficiale di quello che è la realtà tatuaggio, per cui tutto quello che c'è cultura. L'esempio che facevo prima del discorso che la gente arriva e dice voglio un Maori. Però per Maori loro non hanno nessuna idea di cosa sia, infatti tante volte io dico guarda il catalogo e vedi se trovi qualcosa. Questi qua sfogliano e il 99% delle volte mi trovano quello che può essere un polinesiano, un tribale fine a se stesso, per cui un disegno grafico tribale che non è Maori. Comunque è un qualcosa su cute che rimane lì. È vero che si possono togliere, ci sono dei laser fenomenali adesso che vanno a bombardare il pigmento del colore, per cui non ti lasciano tracce come lasciavano un tempo di bruciature e quant'altro. Ci vuole molto più tempo, però funzionano e bene, però costano. Se vedo che ci sono persone che non sono sicuro di quello che fanno, cerco sempre di sconsigliarglielo. Io di base mani e viso non li tatuo, proprio perché implicano tutta questa serie di problematiche dovute a rapporti sociali, lavoro, eccetera. Lo faccio solo nell'eventualità che conosca molto bene, e l'ho fatto, la persona che ho davanti, per cui i miei clienti, i miei amici da anni che so che ormai hanno fatto una scelta di vita, hanno un loro lavoro, sono anche già parecchio tatuati, per cui il tatuaggio sulla mano, sul viso non gli va a cambiare più di quanto la loro vita. Bisogna calcolare che un tatuaggio, specialmente in faccia, è un impegno estremamente grande rispetto al resto delle persone, perché fai una scelta di vita. Le persone più giovani, i ragazzi giovani che cercano una professione, qualcosa, sono giudicati prima dall'aspetto sicuramente che non da quello che valgono, quindi può essere compromettente secondo me. Sanno che un domani anche andare a mangiare al ristorante la gente ti guarda e tu non puoi dire che cazzo guardi. Realmente a me è capitato un caso una volta di un ragazzino che sembra una barzelletta, però questo qua mi è entrato in studio dicendo mi voglio un tatuaggio, voglio una scritta sulla fronte. Ma perché? Perché i miei amici hanno il tatuaggio e voglio la scritta sulla fronte così tutti sanno col tatuaggio. In maniera gentile gli ho fatto capire che la cosa non era proprio così intelligente. Purtroppo esistono anche queste realtà, cioè il fatto di voler apparire per cui il tatuaggio sulla mano lo faccio perché tutti lo vedano. Se uno vuole farsi un tatuaggio perché per lui è una cosa particolare, lo puoi fare anche in un posto dove nessuno lo vede tranne a chi va bene a te. Bisogna pensarci bene. Tu vai in Inghilterra, in Germania, in Olanda, non dico che vai in banca e di tuo sportello sei quello tatuato in faccia, però io ho un mio cliente che lavora per una grossa linea di abbigliamento italiana a Londra, che gli ho appena finito di tatuare completamente un braccio, e a Londra lui è il responsabile del negozio più grosso di Londra. A Milano probabilmente non avrebbe lo stesso ruolo. Ma a Udine ci sono parecchie persone tatuate
E ce n'è un paio anche con un full body, sì, ce n'è poche però, perché sono veri appassionati, comunque ce n'è qualcuno. Io ho un costo minimo che sono 50 euro, che c'è un costo di lavoro e di materiale. Poi da lì sali a seconda della complessità del lavoro. Su lavori grandi tipo schiene o altro, a questo punto vai a quantificare a ore il lavoro. Su quei lavori lì viaggi sui 60-70 euro l'ora. Il tatuaggio parte da un prezzo minimo di 52 euro, che permette sarebbe il prezzo di partenza, a diverse migliaia di euro a seconda del disegno che deve fare. Sui 30-40 euro, che potrebbe essere un iniziale, una stellina, per dire, a crescere. Sono due cose che vanno a braccetto. Solitamente chi ha i tatuaggi ha anche i piercing, chi ha i piercing ha anche i tatuaggi. Per quanto mi riguarda, il tatuaggio e il piercing sono due cose completamente diverse. Però se noi identifichiamo nel piercing qualsiasi cosa, qualsiasi foro dove abbiamo messo un orecchino, anche la nonna che ha il buco nell'orecchio ha un piercing, per cui il piercing ce l'hanno tutti. Il piercing lo vedo come un fattore estetico e non ci vedo niente di artistico. Col tatuaggio si arriva a fare delle cose artistiche, delle immagini molto belle. E il fenomeno del piercing secondo me è anche più giovanile. Invece il tatuaggio è legato anche a persone più in là con l'età, sicuramente. Sono diverse tipologie di clientela, no? Quella che meno ti aspetti? È un seminarista proprio, sì, sì, sì. Una colomba della pace, sto ragazzo che studia in seminario, sì. Me lo ricordo bene. Infatti è una persona un po'... mi ha colpito proprio perché un teologo, uno che studia la teologia, è venuto a fare questo tatuaggio qua. Sì. Ma più che erotismo secondo me c'è il fatto del gioco sulla sensualità, per cui il tatuaggio sull'inguine dove vedo non ti vedo, che crea questa un po' di curiosità, è più, non lo vedo proprio legato realmente a un discorso di erotismo, è più un discorso di sensualità, di gioco. Soddisfare i desideri del partner. Sono tutte relative a vecchie superstizioni marinaie che poi vanno avanti. Se uno è superstizioso è giusto che faccia i tatuaggi dispari. Io dico sempre che devono essere almeno 7, perché così porto acqua al mio mulino.